Sono 3.663 le imprese veronesi che negli ultimi 9 anni hanno chiuso i battenti. Lo dice un rapporto del Centro Studi Confartigianato Imprese Veneto. A risentire di più della crisi sarebbe stato il settore dell'edilizia, assieme al cosiddetto comparto casa. Si parla di una fetta di oltre il 12% delle aziende artigiane, che dal 2008 al 2016 sono sparite dal territorio veronese. Ma ora abbiamo raschiato il fondo del barile e siamo arrivati probabilmente alla resa dei conti, dice Andrea Bissoli, presidente di Confartigianato Verona. Il problema vero del nostro paese è che la crescita è sempre limitata, è trainata dall'aumento di tariffe ed è trainata per quanto riguarda la grande industria e la media industria dall'export. Questa è una cosa molto positiva da un punto di vista, perché vuol dire che il nostro prodotto all'estero è ancora molto richiesto e quindi il posizionamento del Made in Italy è ancora a livelli molto alti. Ma è negativo perché vuol dire che la domanda interna è ancora molto molto limitata. Bisognerebbe che il governo facesse delle politiche veramente forti, io le chiamo shock economico, in modo tale che la fiducia dei consumatori torni a salire. Sentiamo cosa ne pensano i veronesi. Mi sembra che più che una crisi sia stata una trasformazione del mercato e delle imprese, quindi nel senso la vedo addirittura in maniera più positiva, nel senso che mi sembra che possa cambiare per il meglio, anzi. Sulle difficoltà di lavoro e delle aziende che chiudono non faccio fatica a credere che ce ne siano e che ce ne siano state. Forse adesso la situazione si può cambiare.